Guardi, io dico sinceramente che queste manfrine rischiano di disamorare i elettori di centrodestra. Penso che bisogna essere chiari, penso che bisogna dare il segnale che noi vogliamo vincere perché possiamo vincere. Penso che ogni partito debba indicare con chiarezza chi è il suo Presidente del Consiglio nel caso in cui arrivasse primo all'interno della coalizione di centrodestra. Per Fratelli d'Italia quel nome è Giorgia Meloni, noi lavoriamo per portare la prima donna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli altri dicano quali sono i loro nomi ma lo dicano prima del voto. Guardi, Fratelli d'Italia è impegnato a difendere i diritti, i bisogni e gli interessi degli italiani. Noi ci consideriamo un movimento di patrioti, intendiamo per patriota voler essere il punto di riferimento di tutti quelli che ancora amano la Sicilia, di tutti quelli che ancora amano l'Italia, di quelli che da questa terra non vogliono scappare, di quelli che vogliono difendere il lavoro italiano, le imprese italiane, i nostri prodotti di qualità per valorizzarli sui mercati mondiali, di quelli che vogliono difendere i nostri confini dall'immigrazione incontrollata, di quelli che vogliono difendere le famiglie italiane per consentire loro di fare figli. Noi stiamo parlando di questo in campagna elettorale, le questioni dei partiti non interessano tanto. Senza maggioranza si va alle elezioni, però quello che io voglio dire con chiarezza è che gli italiani hanno due scelte solo il 4 marzo. O vince il centrodestra perché è l'unica tra le tre forze in campo che può produrre una maggioranza nelle urne, o sarà il caos, o sarà l'inciucio, o sarà un altro governo fatto sulla pelle dei cittadini. Noi chiediamo di sostenere il centrodestra e nel centrodestra Fratelli d'Italia, che è il partito che ha con chiarezza detto che non ci saranno i suoi voti per nessun inciucio eventualmente dopo le elezioni. Il Movimento 5 Stelle ha detto tutto e il contrario di tutto, per cui quello che dice il Movimento 5 Stelle per noi è francamente a questo punto poco interessante. Io posso dire che noi domani a Roma come Fratelli d'Italia riuniremo tutti i nostri candidati e chiederemo a quei candidati di impegnarsi solennemente di fronte al popolo italiano e dire di fronte al popolo italiano che non cambieranno casacca, non sosterranno governi di inciucio con nessuna delle due sinistre, cioè né col PD né col Movimento 5 Stelle, e si impegneranno ad approvare il programma. Ma chiaramente è un modo per fare chiarezza, perché noi crediamo e speriamo che i cittadini possano dare al centrodestra una maggioranza per governare uscita dalle urne. La scelta che Fratelli d'Italia ha fatto è soprattutto una scelta di parlare dei problemi concreti delle persone. Oggi siamo qui in Sicilia parliamo di Sud, di lavoro, di tutela del Made in Sud, del nostro prodotto di qualità, di tutela delle aziende, di infrastrutture, di come non far scappare i giovani. Noi vogliamo parlare dei temi concreti e con i temi concreti speriamo di poter convincere i tanti indecisi a votare, perché poi non ha molto senso giocare per togliersi i voti tra un partito e l'altro della coalizione quando fuori c'è un mondo di persone che non vogliono andare a votare. Noi speriamo di poter convincere quelle persone, speriamo di poterlo fare anche con la forza di un'esperienza che qui in Sicilia è l'esperienza di Nello Musumeci. I candidati di Diventerà Bellissima sono oggi nelle liste di Fratelli d'Italia, continua un lavoro importante che abbiamo fatto insieme, che in Sicilia ci ha portato a vincere e speriamo che possa essere di buon auspicio anche per un modello nazionale. Sicuramente noi siamo un movimento che sui temi del Sud, della valorizzazione della specificità del Sud, io non penso che la ricetta qui sia importare il Nord, penso che sia liberare la specificità del Sud. Siamo il movimento che su questo ha investito di più in termini di concretezza, non è solo un titolo, abbiamo fatto tante proposte, abbiamo dato tante risposte e speriamo che gli elettori del Mezzogiorno vogliano investire su chi crede nella possibilità di questo territorio di rinascere e di insegnare. Ma guardi, io non trovo che sia molto utile per un'esperienza straordinaria come quella di Nello Musumeci, pochi mesi da una vittoria molto importante che ha rappresentato anche, come posso dire, un volano per le elezioni politiche nazionali, mettersi a fare polemica magari perché uno non è stato fino in fondo accontentato nelle posizioni di governo. Noi siamo impegnati a sostenere Nello, ad aiutarlo, questa è una regione difficile che ha tante opportunità inespresse, tante potenzialità inespresse e noi per quello vogliamo lavorare. Le questioni dei partiti ci interessano fino a un certo punto e si potrebbe recriminare anche insomma, su quanto siano nuovi gli esponenti di quel partito o di quell'altro, ma insomma non è questo che ci interessa. Noi una manifestazione del centrodestra unito l'abbiamo proposta per primi e l'abbiamo indetta come Fratelli d'Italia, è la manifestazione per chiedere a tutti i nostri candidati di dire no a ogni forma di inciucio, di dire no ai cambi di casacca, di impegnarsi solennemente verso gli italiani contro il trasformismo, e gli alleati non hanno voluto partecipare, ci dispiace molto, ci preoccupa anche un po', ciò non toglie che speriamo che ci possano essere delle altre occasioni per fare chiarezza. La Sicilia è la regione che ho frequentato di più in questi mesi, ci tengo molto, vediamo gli
ultimi giorni di campagna elettorale. Io sono candidata capolista a Catania, a Roma, a Milano. Il segnale ovviamente è quello di un partito che vuole essere in movimento nazionale, ma per noi l'attenzione alla Sicilia è un'attenzione particolare. Io sono anche di origine siciliana, consideravo anche un atto d'amore verso la mia terra, e quindi spero di rappresentare al meglio anche questa regione. Gentiloni è venuto qui, ha parlato di sviluppo, dopodiché dovrebbe spiegare le ragioni per le quali nel piano di infrastrutture speciali del 2016 il 30% delle risorse è per il sud e il 70% è per il centro-nord. Poi viene qui a proporci la succursale del Museo Egizio, e io sono molto contenta perché le iniziative culturali sono sempre importanti, ma mi corre l'obbligo di segnalare a Gentiloni che qui non servono mummie, servono giovani, e i giovani se ne stanno andando.